Benvenuti e buon mercoledì. Oggi è il 15 aprile 2026. Il sole sorge alle 6:19 e tramonta alle 19:39. La luna si leva alle 5:35 e cala alle 18:06. Oggi si celebra Sant'Annibale. Il nome Annibale deriva dal fenicio e significa grazia di Baal, dove Baal era la divinità suprema dei Fenici. Impossibile non pensare al leggendario Annibale Barca, il condottiero cartaginese che fece tremare Roma durante la seconda guerra punica, prima di essere fermato da Scipione l'Africano. Oggi si celebra la Giornata Mondiale dell'Arte, istituita dall'UNESCO nel giorno della nascita di Leonardo da Vinci. L'arte è il linguaggio universale che unisce i popoli e le nazioni, fungendo da ponte vitale tra culture diverse e facilitando lo scambio di bellezza e idee in tutto il mondo. Luca Barbarossa festeggia oggi 65 anni. Dagli esordi a Castrocaro nel 1980 alla vittoria di Sanremo nel 1992 con la dolcissima Portami a ballare, Luca è una colonna della musica italiana. Goleador storico della nazionale, cantanti e voce amatissima di Radio 2 Social Club, continua ad essere un artista poliedrico e molto amato dal pubblico. Emma Watson compie oggi 36 anni. Per tutti sarà sempre l'iconica Hermione Granger della saga di Harry Potter, ma Emma ha saputo costruire una carriera straordinaria anche oltre Hogwarts, recitando in film come Noi siamo infinito e vestendo i panni di Belle nella Bella e la Bestia. Oltre al cinema è un'attivista instancabile per i diritti delle donne. Gianni Letta celebra oggi il suo prestigioso traguardo dei 91 anni. Avvocato, giornalista, storico direttore de Il Tempo, è stato per anni la figura chiave de Il Pontiniere del centrodestra italiano come sottosegretario della Presidenza del Consiglio. Una vita spesa nelle istituzioni con uno stile sempre sobrio ed equilibrato. Il 15 aprile 2010 l'Italia piangeva la scomparsa di Raimondo Vianello. Insieme a Mike Bongiorno e Corrado è stato uno dei padri nobili della nostra televisione. Il suo stile ironico, colto e distaccato ha segnato un'epoca, specialmente nel solidazio eterno con la moglie Sandra Mondaini, con cui ha regalato sorrisi per 20 anni nella celebre sitcom Casa Vianello. Mercurio ha la sua Hollywood spaziale? Sapevate che Mercurio non possiede satelliti? Essendo infatti troppo vicino al Sole, la materia per formarli è stata risucchiata dalla nostra stella. Tuttavia, il pianeta si fa perdonare con nomi dei suoi crateri. Per convenzione internazionale portano i nomi dei grandi artisti. Così, sulla sua superficie convivono simbolicamente Disney, Beethoven e Van Gogh. Buongiorno ai 12, la Luna oggi compie ancora una volta magia e Urano sta quasi per entrare in Gemelli. Gli attesissimi cambi planetari cosa significano per lo zodiaco? Scopriamolo insieme. Ariete, oggi vi dovete preparare a cambiare un po' vita proprio perché sono arrivate notizie e comunicazioni che sconvolgono piacevolmente il vostro piano lavorativo. Finalmente va in porto una proposta importante, non sono più speranze o aspettative, ma avvisaglie di certezza. Toro, la bella Venere che splende nei vostri gradi vi assicura una grande creatività e più si avvicina a Urano più vi fa stravaganti e dinamici, il che sarà una cosa molto ma molto apprezzata dal partner. Gemelli, per voi i venti dei cambiamenti sembrano arrivare a ventilarvi grandissime novità importanti, per cui dovrete essere pronti anche a viaggiare, a essere più duttili, a cambiare posto di lavoro, a essere sempre camaleontici come lo zodiaco vi vuole. Cancro, per voi una battaglia planetaria all'insegna dell'amore e della dolcezza. Venere e la Luna oggi potenziano come non mai, il Giove è ospite nei vostri gradi e quindi oggi si va tutta a romanticità, solo il lavoro vi sfiancano un poco. Leone, voi di lavoro non siete mai stanchi, avete voglia di brillare, di essere al centro dell'attenzione e i pianeti vi mettono nelle condizioni di farlo. State però un po' trascurando gli affetti, per cui concentratevi un po' sulla famiglia e sul partner. Vergine, splendido cielo per voi, la Luna ha finalmente trovato una soluzione importante, Venere si fa sempre più certa, più solida, più sicura e arrivano delle comunicazioni importanti che vi mettono nelle condizioni di essere decisamente più sicuri di voi stessi. Bilancia,
Cominciano adesso le risposte importanti. Oggi è una giornata in cui saprete come muovervi, appuntamenti istituzionali o legali o legati a qualcosa di importante per voi, la vostra vita e la vostra famiglia. Niente panico, prendete solo qualche consiglio, ma oggi avrete tutto il tempo per preparare una strategia. Scorpione. Venere in opposizione sembra volervi ricordare che per quanto possa essere complicato, un amore val sempre la pena di rincorrerlo e la Luna ancora tesse sogni di romanticità. Giove vi incoraggia e vi fa avere anche un po' di fortuna. Sagittario, a proposito di Giove, quel Giove che adesso è molto meglio collegato con Luna e Venere, sembrano darvi la dolcezza giusta, anche se non capite, per prendere il partner. Tutto si risolverà perché alla fine siete dei generosi che lasciano sempre degli ampi margini di manovra. Capricorno, a proposito di argini di manovra, gli strateghi dello zodiaco quali siete, avete cominciato ad analizzare benissimo il meccanismo in cui vi volete muovere in questo periodo della vostra vita. Abbraccerete delle sfide molto intense e soprattutto avrete il sostegno di chi vi ama, di chi vi vuol bene e anche del vostro team e della vostra famiglia in cui state cambiando molte cose. Acquario, per voi oggi è una giornata molto importante, una giornata in cui vi sentirete dire quello che vi darà una grandissima soddisfazione al lavoro, ma non solo, ci sono prospettive per il futuro molto importanti per voi di sviluppo. Pesci, Luna nei vostri gradi che è stata bravissima a tessere intese tra i pianeti e a compiere delle vere e proprie trasformazioni radicali nell'ambito lavorativo. Affettivamente siete solidi come una roccia. Perché diciamo contare le pecore per addormentarci? Tutto nasce da una novella antica. Si racconta infatti che il nobile Ezzellino da Romano, non riuscendo a dormire, chiese ad un cantastorie di intrattenerlo. Questi iniziò a raccontare di un contadino che doveva traghettare un gregge di pecore su una barca strettissima, una alla volta. Quando il cantastorie si fermò, Ezzellino pretese il finale e lui rispose: «Messer, lasciate prima passare le pecore, poi proseguiremo». Da quel momento contare il passeggio lento e ripetitivo delle pecore è diventato il rimedio universale contro l'insonnia. Leonardo da Vinci, il genio universale, aveva un'ossessione folle per la conoscenza. Non si accontentava di dipingere i corpi, voleva capire come fossero fatti dentro. Assisteva alle autopsie negli ospedali fiorentini, realizzando disegni anatomici millimetrici che anticiparono la scienza di secoli. Questa curiosità estrema gli costò per un'accusa di stregoneria nel 1517, che lo spinse a lasciare l'Italia per la Francia, portando con sé la sua inseparabile Gioconda. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. Niente è impossibile, la parola stessa dice I'm possible, sono possibile. Con l'ottimismo e la grazia di Odri vi auguriamo di affrontare questo mercoledì con la convinzione che ogni vostro progetto sia possibile. Io vi ringrazio per aver passato questo tempo assieme a me e vi aspetto anche domani qui con l'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Jaire.